Grazie anche ad Andrea. Mentre che prepariamo poi il primo ospite, vorrei anche ricordare un po' quella che è la storia che lega la nostra isola all'organetto diatonico, che in Italia viene costruito per la prima volta nel 1864, esattamente 160 anni fa, dal cavalier Paolo Soprani a Castelfidardo. Nella nostra isola arriva tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, e poi il Castagnari e soprattutto il cavalier Paolo Soprani trovano un mercato molto florido. La Sardegna non era abituata a questi suoni, queste sonorità, anche perché dall'Oristanese in giù le tre canne erano dominanti, ovvero le launeddas. Dall'Oristanese in su era il canto a tenore che accompagnava la gioiosità nella festa delle comunità, e poi questo organetto piano piano che prende il sopravvento. Ci siamo abituati, ce lo siamo tenuti, come fanno da tantissimi anni anche a Galtellì, paese della Bassa Baronia, un borgo antichissimo, il borgo molto caro alla grande scrittrice nuorese Grazia Deledda. Ebbene, i suonatori di organetto a Galtellì li abbiamo sempre conosciuti. Da qualche anno a questa parte arriva piano piano questa piccola stella ascendente che oggi ha 12 anni, che inizia a suonare un organetto giocattolo all'età di 6 anni, regalo della madrina, entra a far parte come ballerino del mini gruppo folk Tradizioni Popolari di Galtellì, poi si innamora di un vero organetto, chiede ai genitori: vorrei imparare piano piano anche io a suonare l'organetto. Ripeto, a Galtellì i suonatori, anche giovani e bravissimi, non mancano, come Simone Argiolas, Paolo Rodriguez, ma poi si rivolge anche a due maestri che sono stati fondamentali, molto importanti nella piano piano maturazione sua artistica musicale, Giampaolo Piretta e anche Lorenzo Chessa, che abbiamo l'onore di avere più tardi qua su questo palco. Accompagna da 2 anni il gruppo folk Tradizioni Popolari di Galtellì, Gabriele Solinas. E a proposito di abito, di balli di Galtellì, ecco che lui non è venuto da solo con i genitori, ma si è portato una bella e giovane coppia del gruppo folk Tradizioni Popolari. Prego. I balli di Galtellì che esegue, ci presenta Gabriele, fanno veramente parte integrante di questa comunità, sono balli tipici, così come li eseguono in piazza, loro li portano nei palchi di Sardegna, ma non solo, come Balle Tres Passos, Ballo e Ischina. Gabriele Solinas.
germoglio gioioso, Gabriele